Agrigento, al Museo Archeologico Pietro Griffo, le associazioni Ande e Ciak Donna hanno organizzato un incontro dibattito su Saffo, raffinatezza, poesia, amore. Oggi è San Valentino, quindi il giorno degli innamorati e dell'amore, e Saffo era eternamente innamorata di quell'amore vero, però, per cui abbiamo scelto questa poetessa che non soltanto è il simbolo dell'amore, ma è anche colei che si è ribellata a quella condizione di subalternità della donna. Tant'è vero che in uno dei suoi frammenti proprio dice alla madre che non può più tessere la tela perché Afrodite ha preso il suo cuore. E quindi Saffo crea il Tiaso, dove educa le fanciulle alla gradevolezza, alla raffinatezza, perché allora le fanciulle venivano prima di sposarsi, no? Perché si sposavano dopo la pubertà, venivano educate proprio per poter essere pronta a intraprendere questa vita con il marito. In una Grecia in cui la donna non contava molto perché la polis era tipo un club maschile, diciamo. E quindi la donna doveva stare a casa, doveva tessere la tela e accudire ai lavori domestici. Doveva essere fedele al marito, mentre il marito poteva non esserlo anche per legge. Quindi Saffo rappresenta un unicum in quel periodo, tant'è vero che è stato un punto di riferimento anche per tutte le donne e per quelle del 68 in particolare, che portavano avanti la richiesta dei diritti della persona.